conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912, prima di ogni partita del campionato di Serie C. Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Ben ritrovati amici di LCN Warm Up, ormai siamo davvero alla fine di questa stagione di Serie C, perché siamo arrivati all'ultima trasferta di questo campionato, un campionato un po' tormentato che ha vissuto varie fasi, che ci ha regalato emozioni non sempre super positive, ma che ce ne ha regalata una, la più importante, proprio nell'ultimo fine settimana, perché il Lecco, vincendo in casa 2-1 contro l'Albino Leffe e poi aspettando i risultati degli altri campi, ha guadagnato l'aritmetica salvezza. Quindi un pensiero in meno per la squadra bluceleste, che ha raggiunto quello che era l'obiettivo minimo, ma che di fatto per qualche settimana, per un periodo neanche così breve, sembrava un obiettivo non semplicissimo da raggiungere. Con mister Valente l'aria è cambiata e il Lecco passo dopo passo è arrivato a conquistare questo traguardo fondamentale. Quindi è già il momento, in un certo senso, di guardare a quello che verrà, quindi alla nuova stagione. Ne ha parlato anche lo stesso Valente in conferenza stampa, poi ci torneremo, ma il prossimo futuro parla ancora di campo, perché appunto siamo arrivati all'ultima trasferta stagionale, poi la stagione si chiuderà con la gara contro l'Atalanta Under 23 in casa. Ultima trasferta stagionale che significa sostanzialmente solo una cosa: provare ancora una volta, come ormai si sta provando a fare da un anno e mezzo ormai abbondante, a vincere finalmente in trasferta. Il tabù rimane, il Lecco non vince fuori dalle mura amiche da quel famoso 29 ottobre 2023 a Palermo, era veramente una vita fa, è passata tutta una stagione e i blucelesti insieme al Venezia sono sostanzialmente appunto sono le uniche due squadre che nei campionati ovviamente professionistici che ancora non sono riusciti a vincere lontano dalla propria casa, insomma, e quindi l'occasione è questa, l'ultima occasione possibile è questa, quella di domani. Il Lecco andrà sul campo del Caldiero Terme e per provare a raggiungere questo obiettivo che consentirebbe comunque di chiudere la stagione con un altro pensiero in meno sostanzialmente, perché Valente lo ha detto, conta molto in vista poi della prossima stagione concludere bene questa, è molto importante, lo abbiamo visto anche lo scorso anno quante scorie può lasciare una stagione magari che non si conclude bene, che non si conclude come si desidera, e per questo Valente ha le idee chiarissime, non si faranno particolari esperimenti, il Lecco andrà a Caldiero con l'obiettivo di vincere, quindi nessun calcolo particolare, o meglio qualche calcolo sì, ma in un'ottica diversa, nel senso che il Lecco arriva a questa partita con ben 7 diffidati, quindi un elenco non da poco che riguarda sostanzialmente tutti i reparti, quindi sì, in questo senso magari qualche cambiamento di formazione lo si farà. Ma ciò appunto non vuol dire che il Lecco andrà a Caldiero per, tra virgolette, tirare indietro la gamba, anzi il Lecco andrà appunto per vincere. Poi alla prossima stagione si penserà in un altro momento, anche se da questo punto di vista il tecnico bluceleste ha parlato appunto in conferenza stampa, ha detto che da parte sua ha le idee già abbastanza chiare su quella che dovrà essere la squadra del prossimo futuro, ha già in mente almeno qualche profilo, sì, probabilmente, ma comunque l'identikit almeno dei giocatori di cui ha bisogno, che vuole per rinforzare e comporre ulteriormente la propria rosa, e ha proprio un'idea chiara, un progetto chiaro in testa per il Lecco del domani. Appunto non andiamo troppo in là, anche se comunque in questa fase è anche giusto fare un pensiero ai prossimi mesi, quindi a quello che sarà appunto il Lecco da costruire per una nuova stagione che si spera possa essere migliore di quella che ormai si sta avviando alla conclusione. Ma ripeto, ora nella testa dei blucelesti c'è solo la trasferta di Caldiero, un'altra trasferta in Veneto dopo le tante affrontate in questa stagione. Il Lecco si presenterà appunto dalle parti dello Stadio Berti con sostanzialmente tutta la rosa al completo, è rientrato anche Marrone dalla squalifica, quindi le scelte a Valente non mancano, vero, non si faranno calcoli particolari, tutto quello che volete, però insomma
le opzioni non mancano. Se Valente, magari anche a gara in corso, deciderà di dare chance a giocatori che finora hanno trovato poco spazio, ecco, la possibilità per farlo ce l'avrà. Tra l'altro la settimana è stata comunque intensa per quanto riguarda il mondo blu-celeste. Vi abbiamo raccontato di un'amichevole molto speciale disputata proprio allo stadio Rigamonti Ceppi tra una delegazione del Lecco e una rappresentanza della casa circondariale di Pescarenico, quindi un bel pomeriggio all'insegna di uno sport che va oltre, no, allo spirito puramente competitivo, ma che sa trasmettere anche dei valori molto più importanti di solidarietà, di inclusione, di amicizia oltre ogni barriera. Quindi ecco, un momento bello al quale hanno partecipato dagli spalti chiaramente anche alcuni giocatori della prima squadra, che appunto non hanno più forse il pensiero impellente, il pensiero urgente di dover fare a tutti i costi punti per salvarsi, ma che appunto, come dicevamo, vogliono chiudere questa stagione nel migliore dei modi a partire da questo impegno in trasferta. Sentiamo ora però le parole in conferenza stampa di mister Valente proprio legate al discorso della possibile gestione di alcuni giocatori, a partire anche dai portieri, argomento poco toccato ma interessante soprattutto in questo finale di stagione. Ma io sono dell'opinione che anche con i portieri ognuno se la deve guadagnare di giocarsela. Poi c'è anche il punto dei diffidati, no? Perché devi anche fare attenzione adesso per questa volta, la prossima volta, di non prendertela e te la portare nella nuova stagione. Dunque lì faremo i calcoli, vedremo chi scenderà in campo col nostro preparatore portieri, con Carlo Zotti, che noi parliamo tanto, faremo la decisione e poi domani, dopo la rifinitura, chi scenderà in campo, questa e poi anche la prossima, perché di adesso già dare certezza ai portieri o a un giocatore non mi sembra il momento, perché da un lato richiedo massima concentrazione, dall'altro vado a sperimentare adesso. Chiaro che la posizione del portiere è sempre una forse più speciale. Io come portiere lo so, che anche lì è chiaro che ti piacerebbe di scendere in campo, però non nasce solo adesso dal vedere come la fanno o di regalare qualcosa. Il Lecco quindi è pronto a partire per una trasferta che lo porterà sul campo del Caldiero Terme, squadra che chiaramente è in grande difficoltà dal punto di vista della classifica. Non è ancora spacciato, perché l'unico verdetto che è arrivato finora per quanto riguarda la zona salvezza è stato quello relativo alla Clodiense, che ormai è stata condannata alla retrocessione in Serie D. Il Caldiero non ha ancora avuto questo verdetto e ha ancora comunque la possibilità di sperare quantomeno nei play-out, ma la situazione chiaramente non è delle più facili. La classifica recita appunto 19° posto a 27 punti, che sono meno 10 dalla Pro Vercelli, quindi non pochi. La speranza del Caldiero potrebbe essere quella di agganciare magari la Pro Patria, che è distante 4 punti, e poi provare a giocarsi appunto un play-out, sempre che lo si possa poi effettivamente disputare, perché lo sapete ormai la questione riguarda anche la forbice, la famosa forbice di 9 punti, che non devono appunto separare due squadre in lotta per questo tipo di obiettivo. Quindi ecco, l'impresa del Caldiero non è delle più facili sicuramente. Tra l'altro la squadra veneta arriva da una sconfitta nell'ultimo turno di campionato, 2-1 sul campo dell'Arzignano. Una sconfitta che ha lasciato chiaramente dell'amaro in bocca nella squadra di Soave, che invece nel turno precedente aveva pareggiato contro l'Atalanta Under 23.
Quindi dicevo, non è ancora tutto perduto per il Caldiero, che dopo ci torneremo anche tramite le parole del suo allenatore, di alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi, ha invitato un po' tutta la piazza a restare unita, a crederci ancora, perché non è ancora il momento di mollare, però ecco, la situazione non è esattamente semplice. Tra l'altro il Caldiero affronterà il Lecco senza uno dei suoi pilastri, Filiciotto, giocatore che magari vi dirà qualcosa anche perché aveva segnato all'andata allo stadio Riga Monticeppi in quella partita che poi il Lecco sostanzialmente vinse con un risultato molto largo, 5-1, un risultato che tra l'altro non raccontava proprio tutto quello che era stato davvero quel match. Appunto dicevo, Filiciotto non ci sarà perché è squalificato, quindi da questo punto di vista Soave dovrà trovare qualche alternativa, però ecco, l'obiettivo sicuramente della squadra veneta è quella di provare a dare tutto quello che ha, quello che ancora gli è rimasto a livello proprio di spirito, di testa, di gambe, per provare a quantomeno a mettere in difficoltà il Lecco e magari a conquistare qualche punto prezioso. La squadra comunque al di là di tutto è in salute, chi la conosce bene, chi la segue da vicino racconta di una squadra che non ha ancora mollato a tutti gli effetti la presa, che ancora vuole provare a dare qualcosa. A questo proposito lascio ora la parola al collega direttamente dal Veneto, Riccardo Perandini, che ha fatto un po' il punto della situazione, provando ad aiutarci per raccontare un po' le sensazioni, gli umori di questa piazza che appunto sta provando a lottare con le unghie con i denti per conquistare la permanenza in Serie C. Il Caldiero di oggi, guardando la classifica, è una squadra a spalle al muro che deve vincere per forza, però una volta scesi in campo non ci dovrà pensare, ci dovrà essere quel giusto mix di leggerezza, di sfrontatezza, di voglia di mettersi in gioco anche in una partita che può valere una stagione in negativo come in positivo, quindi una partita da tripla contro una signora squadra come il Lecco, che come il Caldiero ha raccolto magari meno di quello che avrebbe meritato, però ormai non è ancora il tempo delle valutazioni, il tempo delle somme, è ancora il tempo di giocare, quindi il Caldiero dovrà assolutamente vincere contro il Lecco davanti al proprio pubblico, sul proprio campo, dove l'anno scorso ha costruito una stagione storica. E direi anche che guardando l'ultimo trend da quando è rientrato l'allenatore Cristian Soave in panchina, ha anche una determinata serie di credenziali per poter pensare di fare il colpaccio, di allungare la speranza di accedere ai play-out con magari 2 successi nelle ultime 2 partite. Non per nulla ci sono stati risultati positivi, come il pari con la Pro Patria, il pari con il Renate, la vittoria col Novara, una sconfitta di misura col Vicenza molto onorevole, altri 2 pareggi con Lumezzane e Atalanta che per varie vicissitudini non sono state vittorie, che è stato un po' forse il tema di tante partite, soprattutto nella fase iniziale della stagione, dove veramente il Caldiero aveva stupito, giocava un calcio arioso, veloce, sbarazzino, riusciva anche ad ottenere risultati insperati come la vittoria a Trieste, come la larga vittoria contro la Pro Vercelli. Poi purtroppo tante situazioni si sono incastrate in negativo, però quella che arriva ad affrontare il Lecco è una squadra in salute, è una squadra che probabilmente si rimetterà col 4-3-3, che è un po' uno dei moduli che assieme al 3-5-2 è stato usato nel corso della stagione dai 2 tecnici, e molto probabilmente la formazione sarà quella che ha affrontato l'Arzignano Chiampo nella sfortunata trasferta della settimana scorsa. Non ci sarà Filiciotto squalificato, ma molto probabilmente prenderà il suo posto Gattoni, e nella mattonella di mezzala dovrebbe esserci Florio.
Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Non è stata una stagione facile quindi per il Caldiero, che tra l'altro ha dovuto giocare per diverso tempo lontano dal proprio stadio, che comunque non era agibile sostanzialmente, non era norma per la Serie C, quindi anche da questo punto di vista c'è stato un problema, una difficoltà logistica da superare. Però, come dicevo anche prima, nella piazza, all'interno della squadra, dello staff del Caldiero, non vogliono ancora mollare. Vi faccio vedere ora in grafica alcuni appelli che hanno lanciato, ad esempio lo stesso allenatore Soave, alcuni giocatori dei più rappresentativi come lo stesso Filiciotto, che non sarà a disposizione appunto domani, che hanno voluto incoraggiare la piazza a crederci ancora, a non mollare, perché ci sono comunque ancora 2 partite da giocare e di conseguenza c'è ancora speranza, quantomeno perché, come già vi anticipavo, l'aritmetica non ha ancora condannato questa squadra. Quindi ci sono 2 occasioni importanti, 2 partite in cui lottare, in cui battagliare. Il Lecco sarà una delle avversarie che quindi dovranno vedersela con questo Caldiero che si preannuncia comunque agguerrito, almeno sulla carta. Guardiamo ora, a proposito, quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della partita. Cerchiamo di capire come potrebbero scendere in campo le 2 squadre, a partire proprio dal Caldiero, che nel corso della stagione ha alternato 2 moduli, 4-3-3, 3-5-2, ora dovrebbe tornare a riproporre il 4-3-3 con una formazione molto simile a quella vista nell'ultimo match contro l'Arzignano. Lo vediamo appunto in grafica: Crespi in porta, Mazzolo, Pelagatti, Gobetti e Parodi in difesa, centrocampo con Mondini, Gattoni e Florio. Gattoni appunto sostituirà lo squalificato Filiciotto, attacco con Zerbato, Cazzadori e Fasan. Quindi questa potrebbe essere l'idea di formazione di Soave. Per quanto riguarda il Lecco, dicevamo prima, nessun esperimento, o almeno così annunciato, valente, ma qualche calcolo a livello di gestione dei diffidati potrebbe esserci. Proviamo anche qui quindi a ipotizzare una probabile formazione, quindi con il solito 3-5-2 o la classica variante 3-4-2-1, 3-4-1-2, che Valente ha detto comunque essere il suo modulo preferito sostanzialmente. Furlan in porta, anche se anche qui l'abbiamo sentito anche dalle sue parole proprio in conferenza, potrebbe esserci comunque una mezza sorpresa, nel senso non è da escludere la presenza di Dalmasso. Vedremo. Furlan è appunto uno tra i diffidati. Difesa potremmo vedere Martic, Battistini e magari Ferrini, che comunque non si vede da qualche giornata. Marrone, lo abbiamo detto, è comunque a disposizione, vedremo se magari si sceglierà invece di puntare su di lui. Centrocampo, con questo potrebbe essere magari il reparto che andrà incontro a meno variazioni, con Grassini, Frigerio, Zanellato e Marino. Rimane poi a disposizione chiaramente il pilastro Critta, che però è appunto uno tra i diffidati. Ripropongo Attis, che non vediamo da un po', in questo caso comunque agirebbe alle spalle degli attaccanti o dell'attaccante, che dir si voglia. E poi Galeandro. Io lancio per questa partita Christoffersen, nel senso che Christoffersen ha ricevuto i complimenti di Valente, che ha raccontato appunto come sia effettivamente sempre più in crescita, addirittura si è sbilanciato nell'ottica di una sua possibile permanenza in vista della prossima stagione, anche se appunto non è ora il momento di pensarci. Però credo che possa essere arrivato per lui il momento di disputare una partita da titolare, magari anche per far rifiatare un po' l'inossidabile Sipos, sempre in campo sostanzialmente. In alternativa potrebbe comunque anche rimanere fuori Galeandro, che è uno dei diffidati per l'appunto, quindi da questo punto di vista qualche opzione c'è. Magari non sarà questo l'11 titolare, ma abbiamo provato ad abbozzarne uno, calcolando un po' tutte le situazioni
situazioni in ballo, ecco, anche con la possibilità appunto di dare spazio a qualche giocatore che finora ne ha avuto poco. Non mi resta quindi che darvi appuntamento a domani, venerdì 18 aprile. Il fischio d'inizio del match, non sbagliate, sarà alle 20, quindi orario un po' diverso dal solito, un pochino prima rispetto all'orario solito delle partite serali. Vi racconteremo il match in diretta qui con LCN Stadio e poi torneremo a commentare tutto quello che sarà successo con le nostre analisi, le nostre rubriche qui con LCN After Match. Quindi non perdetevi tutti gli aggiornamenti anche sul nostro sito nelle prossime ore, perché arriveranno i convocati, ci saranno magari ulteriori novità, quindi mi raccomando seguiteci sempre. E poi ci vediamo domani per Caldiero Lecco.